Ho visto l'aumento. Era Felice? previsto. No, non sono felice, assolutamente, penso come nessuno degli automobilisti. Era previsto, però costa sempre di più e tutto il resto rimane fermo. Certo che l'ho visto, l'abbiamo notato tutti. Il carburante è tornato a salire, non è stata infatti prorogata la misura del governo che prevedeva un taglio delle accise, un taglio che era stato ben accolto anche dai gestori delle pompe di benzina che ora si dicono preoccupati da questi rialzi. Speravamo che fosse una diminuzione strutturale, però così non è stato. Certo che questo costerà alle tasche italiane circa 5 miliardi di euro per il 2023 e sappiamo che sono costi abbastanza importanti. Questo andrà a incidere anche sul tasso di inflazione che aumenterà del 0,4 all'incirca, queste sono le previsioni che abbiamo fatto, quindi un aumento che in questi periodi veramente sono difficili da sostenere. Molti i consumatori padovani che non sono riusciti a fare benzina l'ultimo giorno dell'anno. No, non sono venuta il 31 dicembre, anche se mi sono accorta che c'era la colonna, la fila lunga. Comunque, tanto di cappello a questo nostro governo che ci aiuta moltissimo, a quanto sembra. Girando per le strade cittadine si può notare che i tabelloni segnano costi che arrivano fino a 1,90 € per il diesel e 1,80 € per la benzina, un aumento che pesa nelle tasche dei padovani. Parecchi soldi, almeno mi costa sui 250-300 euro in più al mese. I benzinai chiedono un intervento del governo. Prima di questo aumento sono diminuiti i prezzi, addirittura il gasolio siamo tornati al prezzo del gennaio 2021, quindi è servito veramente a far ripartire un po' le vendite sugli impianti. Noi ci aspettiamo adesso dal governo che ci sia un tavolo di concertazione per sicuramente trovare dei sistemi nuovi per la nostra rete distributiva, quindi un ammodernamento e anche una ristrutturazione della rete stessa. Resta l'amarezza degli automobilisti. Questo Stato non lo riconosco più, perché non sta certo facendo l'interesse dei cittadini italiani. È uno scandalo, è tutta la propaganda a Meloni sulle accise. Puff, e pagheremo.